siamo visti quando? Aprile 2019. Veramente grazie di cuore e spero che questa fiera segni anche la fine di una brutta avventura, anzi di due brutte avventure, mettendoci anche la tragedia ucraina, e ci dia un nuovo rinascimento, no? Tranquillità, e spero che tutti possano uscire da questo casino. Comunque buon Vinitali a tutti. Io ringrazio il ministro Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, per aver scelto anche quest'anno, diciamo, questa anteprima del Veneto, e quindi vedi, c'è più gente che inaugurazione ufficiale, cioè, è sempre così, e infatti il prossimo anno inaugureremo lo stand del Veneto direttamente, e quindi grazie al ministro, chiedo un super applauso per il ministro, per tutti i presenti. Saluto il sindaco che è qui anche lui, grazie sindaco, insomma un ringraziamento di cuore a tutti veramente. Poi noi saremo qui tutti i giorni, quindi se qualcuno ha qualche necessità si fa vivo, via. C'era un sacco di manifestazioni, c'è un bel programma. Ringraziamo anche i ragazzi qui del nastro, questo è il campione mondiale di tennis da tavolo, sì o no? Il titolo l'ho appena portato a casa una settimana fa, dato perso il parola. Grazie ragazzi. Vediamo il nastro? No, io non aggiungo nulla perché poi parlare dopo Luca è praticamente impossibile e sono quasi anche inutile. Sono contentissimo ovviamente di essere qui in Italia, è la prima grande ripartenza dopo il Covid, ovviamente nonostante ci siano le origini, ma io mi auguro di merito perché mi sento tutto a casa, sono contento di essere venuto a tagliare questo nastro. Forza e buon Vinitali a tutti. Taglio ufficiale alla presenza del Presidente Luca Zaia, del Ministro dell'Agricoltura Patuanelli, del Sindaco di Verona Federico Sguarina, Vicepresidente De Berti e l'Assessore dell'Agricoltura Caner. Siamo al taglio, poi tutti quanti i consiglieri presenti e le istituzioni, grazie. Naturalmente ecco il taglio del Ministro e che sia davvero beneaugurante per la 54esima edizione del Vinitali. Eccellenza italiana, eccellenza della regione Veneto, ed ecco anche un omaggio al ministro